In seguito a un primo allarme che ha portato alla deregulation dei subappalti nei cantieri edili, è risultato ancora più grave l'interrogazione portata dal deputato del PD Naccarato al ministro Cancellieri, il quale ha sottolineato una minaccia al benessere del sistema capitalistico veneto, il quale ha tuttora un fatturato paragonabile a quello della Baviera. Si tratta di una spedizione, in questo caso punitiva, di un clan in un'azienda, avvenuto appunto il 2 aprile. Questa spedizione ha avuto come vittime Maria Giovanna Santolini e Stefano Venturin, entrambi impegnati nel salvataggio dell'azienda GS Scaffalature di Galliera Veneta. I due sono stati picchiati dai fratelli Sergio, Michele e Franco Bolognino. Stando a indagini dei carabinieri di Cittadella, i due sono stati talmente intimiditi da essere incerti, almeno inizialmente, nel presentare la querela. Michele Bolognino è già nota alle forze dell'ordine per reati associativi contro il patrimonio e in materia di stupefacenti e in generale per contatti con la famiglia Grande Araci. Michele frequentava l'ambiente del settore edile e era titolare della ditta Moschetta Costruzioni. Naccarato ha descritto gli intrecci societari di stampo mafioso e sottolineato i rischi di infiltrazione della mafia in Veneto. In seguito alla vicenda risultano impauriti i dipendenti della GS Scaffalature, di cui alcuni si sono anche licenziati, e i quali speravano di ripartire dopo la cassa integrazione.